chiamo Pamela Veronese e assieme a mia mamma, mio papà e mio fratello sono titolare di Osteria Arcadia, una piccola realtà che si trova lungo il Po di Gnocca, uno dei 5 rami del delta del Po Veneto, piccola realtà nata per caso circa 13 anni fa. Ci occupiamo di territorio, ci occupiamo di promuovere questa meravigliosa terra, io la chiamo la terra delle meraviglie, tramite la nostra cucina, tramite itinerari in barca, 2 stanze per riposare, per fermarsi e qualche bicicletta, perché secondo noi questa terra merita tanto tanto, è un turismo per pochi, non che devono arrivare in pochi, ma è un turismo consapevole, un turismo slow. Infatti noi siamo legati anche a Slow Food, buono, pulito e giusto, siamo legati a Lega Ambiente perché dobbiamo rispettarla al 100%, e quindi la nostra cucina è basata sul pesce fresco di stagione e sulla cura appunto del particolare di qualsiasi ingrediente che va dentro nei nostri piatti. Effettivamente è la parte del delta del Po più grande perché è dove sfociano i 5 rami su 7, però è quella più naturalistica, quella meno riconosciuta, quindi secondo me uno deve aspettarsi un po' di tutto perché è ancora una terra da scoprire, quindi via bici, itinerari in bici ce ne sono tantissime, non ci sono vere e proprie piste ciclabili ma strade cicloturistiche, quindi strade poco trafficate in piano, soprattutto arginali, quindi panoramiche bellissime, e quindi da lì vedi anche la prospettiva del sotto il livello del mare, perché noi qua ci troviamo circa a 1 metro, 1,5 metri sotto il livello del mare. Birdwatching, più di 300 specie di uccelli. Ultimamente mio marito fa anche il censitore con gli amici della provincia di Rovigo, con Sagittaria, e ogni anno scoprono nuove specie di uccelli. Camminate, ultimamente va di moda la camminata a piedi, tanti arrivano a piedi, tanti seguono questi itinerari un po' strani anche, perché tutti ci dicono assomigliate alla Camargue, però siete molto meglio della Camargue. Effettivamente è vero, vi devo dire che è veramente vera sta roba. In più, come posso dire, moto, vicino qua c'è un autodromo famosissimo, spiagge, si va al mare, spiaggia, una parte è attrezzata, un'altra parte è completamente libera, quindi kitesurf, surf, SUP, ultimamente c'è un ragazzo che si è messo a fare il SUP, quindi è adatto a qualsiasi tipo di sport, anche una gita a piedi tranquilla, una gita in famiglia, la coppia, quindi secondo me è un'offerta a 360 gradi, non posso dire che è destinata solo a un tipo di turismo, secondo me è proprio un'offerta a 360 gradi. L'unica cosa che voglio sottolineare è che è un territorio da rispettare e da arrivare con una certa consapevolezza, perché deve essere protetto secondo me, non è adatto al gran turismo, è adatto a un turismo consapevole. Io sono Arcadia, questa è la mia cucina che vi presento. E la prima volta che sono entrata in cucina avevo dai 7-8 anni. A me piace fare il brodo di pesce e fare la minestra col brodo di pesce con la pasta numero 49. È una cosa tradizionale, fare i risotti, sempre di pesce, e le tagliatelle, fatti con qualsiasi tipo di ragù che può essere qua dentro. E poi il fritto viene da solo, cioè è una cosa che si fa